Il roso non è soltanto un mulo, ma è un simbolo per tutti gli alpini. E che simbolo che è per gli alpini. Abbiamo molto amore per il roso. È nato perché io ho un'azienda boschiva e avevo bisogno, ho comprato un lotto che non era piste trattorabili, era un sentiero e per abboscare questo legname mi servivano i muli. Allora esboscavo con 6 cavalli, poi ho sentito di quest'asta e ho comprato questi muli per l'esbosco della legna nel piazzale. E quindi ho preso amore del mulo lì e con gli altri suoi amici muli e poi quando siamo andati nel 94 a sfilare a Treviso, che non si poteva neanche, era proibito sfilare, ma sai, un bicchiere di vino in pancia e così abbiamo sfilato contro la volontà e ho disobbedito alle direttive nazionali. Però quando sono passato alle tribune mi ha applaudito anche il presidente nazionale. 40 anni, l'unico mulo e anche i cavalli penso che non arrivano a 40 anni. Ve l'abbiamo accudito bene, ho una ventina di conducenti che ringrazio che vengono qui tutti i giorni a accudirlo durante il giorno e la sera e così via. E hanno tanto amore per questo mulo che lo merita. Beh, fa parte integrante della nostra comunità, il roso è un'istituzione per noi e soprattutto devo ringraziare Tony De Luca e tutti gli alpini per il grande salvataggio identitario che abbiamo fatto e anche il grande segno di umanità, perché spesso si parla di animalismo, Tony De Luca li ha salvati assieme agli alpini, li ha salvati dal macello questi muli nel 1993. Il mulo nasce, ricordiamolo tutti, da un incrocio tra un asino maschio e una cavalla, la femmina del cavallo. E il roso è la sublimazione della potenza dell'asino e del cavallo, quindi porta in sé le migliori caratteristiche dei due soggetti. È un orgoglio, è la nostra storia e anche per certi versi la nostra vita che si ricollega in questo momento particolare anche alla storia dell'alpinità, il binomio uomo-mulo che tante vicissitudini ha attraversato e che ha dato luogo appunto alla storia e alla memoria del nostro essere e della nostra appartenenza. È un membro, è un socio effettivo della nostra associazione. Noi con orgoglio abbiamo questi soci perché la nostra associazione pensa alla tradizione, pensa al passato, proprio per produrre qualcosa per il futuro. Allora il fatto che questi animali che hanno servito la nostra patria, che hanno servito come tutti i combattenti in tempo di pace e in tempo di guerra, è un fatto importantissimo per noi e penso che sia un simbolo anche per chi ci guarda. Io comandavo la brigata Cadore all'epoca della vendita, ero sul piazzale della caserma Salsa dove si è svolta l'asta e francamente non è stato un bel momento. Oggi mi è sembrato doveroso venire qua per almeno 2 motivi. Prima di tutto per rendere omaggio a De Luca, all'alpino De Luca e a tutti gli alpini che si sono presi cura di questo mulo per tanti anni, a differenza di tanta gente che invece se ne è completamente dimenticata. E il secondo perché rappresenta, appunto come ho detto prima, la memoria di tanti alpini e di tanti artiglieri da montagna che hanno operato su tantissimi fronti insieme a questi muli. Lui è rimasto l'ultimo e quindi è una cosa estremamente particolare.